Buonasera a tutti, vi porto i saluti del Lions Club San Daniele, di cui sono il presidente, e vi ringrazio per essere a seguire la trasmissione, e saluto e ringrazio gli ospiti di questa serata, il professor Silvio Brusaferro, che ha accettato di fare questo meeting, il dottor Roberto Peressutti, che condurrà l'intervista e che ha tenacemente perseguito questo obiettivo da 2 anni che cerchiamo di fare questa riunione, e ringrazio il governatore Di Frezza per aver voluto far diventare un evento distrettuale questa iniziativa del nostro singolo club. Per il Lions è la più grande organizzazione di servizio nel mondo, fa tutta una serie di service, ma soprattutto fa informazione e cultura. Proprio per questo abbiamo unito alcuni incontri, tutti da un fil rouge sull'eccellenza friulana nel mondo, con l'ambasciatore Zanner, poi Manuel Caccitti, Andrea Risaliti. Questa sera abbiamo Silvio Brusaferro, poi abbiamo Luca Ponti, il professor Floramo e Alessandro Fontanelli, che è un cardiologo conosciuto, che ha anche una passione per la poesia. Inoltre abbiamo dato uno spazio all'eccellenza dei nostri imprenditori con la Cimolai, poi avremo Danieli, la Mareschi Danieli, Clara Maddalena e infine Gabriele Lualdi. È un programma abbastanza fitto per il nostro club, però è importante promuovere tutto quello che di importante facciamo in Friuli. Ricordo che chi vuole intervenire con delle domande lo può fare, e adesso do la parola al governatore per il suo saluto. Eddie, a te. Grazie, buonasera anche da parte mia. Ringrazio il presidente Giorgio Beltrame e tutti i soci del Lions Club San Daniele del Friuli per aver pensato, promosso e organizzato questo incontro. Saluto il professor Silvio Brusaferro, ringraziandolo anche a nome di tutti i soci del distretto 108 TA2 per la sua presenza e la sua disponibilità. Come ricordava prima il presidente, noi Lions siamo da sempre impegnati nel servizio, e servire vuol dire anche informare. Parlare oggi di sanità e di salute con il professor Brusaferro è una grande opportunità. È un'opportunità soprattutto alla luce di quello che stiamo vivendo ormai da oltre 2 anni, una pandemia che ha inevitabilmente interessato anche il nostro sistema sanitario, mettendone a nudo le criticità, costringendoci ad un adattamento repentino alle situazioni che si stavano evolvendo di volta in volta, imponendoci anche di ripensarlo in un'ottica futura. La sanità di oggi non è la sanità che siamo abituati a conoscere, che conosciamo, e non potrà essere la sanità del prossimo futuro. Questo riguarda anche la salute. La salute psicofisica e mentale va rivista anche questa alla luce della pandemia, per le situazioni che ne ha messo in luce come criticità. È una sfida impegnativa, importante, che dobbiamo però cogliere come opportunità di crescita del tutto l'intero nostro sistema. Non mi dilungo oltre, vi saluto e auguro a tutti una buona serata, e passo la parola a Roberto Perusetti. Grazie. Buonasera a tutti, e in particolare ringrazio il Presidente, ringrazio il Governatore e il Professor Silvio Brusaferro, che ci onora con questa sua presenza al Lions Club di San Daniele, e al Governatore che ha dato la possibilità al distretto di partecipare. È un vero piacere, è un onore poter presentare il Professor Silvio Brusaferro, il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Il professor Brusaferro, come potete immaginare, ha un curriculum veramente ricchissimo, che cercherò di presentare sinteticamente. Di fatto, diciamo, nasce nel 1985, quando si laurea in medicina e chirurgia a Trieste. Nel 89 acquisisce il diploma di specializzazione in igiene e medicina preventiva, sempre a Trieste, con l'indirizzo di sanità pubblica, e nel 90 il diploma di Tropical Medicine ed Hygiene presso l'Università degli Studi di Liverpool. Successivamente, io citerò, diciamo, per sommi capi,
Dal 2006 è professore ordinario di igiene generale e applicata dell'Università degli Studi di Udine. Dal 2011 coordinatore dei programmi per il controllo del rischio clinico, la rete delle cure sicure del Friuli Venezia Giulia per la Direzione Centrale della Salute. Sempre nel 2011 viene nominato direttore della struttura di accreditamento, gestione rischio clinico e valutazione delle performance sanitarie dell'azienda sanitaria universitaria di Udine. Dal 2016 nel 2016 viene nominato direttore del Dipartimento di Area Medica d'AME, cioè preside della Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Udine. Dal 7 gennaio al 28 luglio del 2019 viene nominato commissario straordinario dell'Istituto Superiore di Sanità e di seguito, sempre nel 2019, viene nominato presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Questi sono soltanto alcuni degli elementi, ma gli interessi del professor Brusaferro sono veramente molto molto variegati, sia nel management della sanità pubblica nazionale che nella qualità e accreditamento delle organizzazioni sanitarie, il rischio clinico e la sicurezza del paziente nelle organizzazioni, la prevenzione e il controllo delle infezioni, casualmente, con l'antimicrobial stewardship e lo sviluppo delle reti sociali a supporto della salute. È stato dal 2008 al 2012 rappresentante per l'Italia allo European Surveillance of Antimicrobial Consumption, poi responsabile per l'Italia del progetto EuroAction presso l'Imperial College di Londra nel 2010, poi dal 2008 al 2010 responsabile dell'unità operativa dei modelli di risk management per il controllo del rischio dell'acqua nelle strutture sanitarie, dal 2009 responsabile dell'unità di ricerca The Rule of Stress and Sleep in Healthcare Workers Activities, finanziato dal Ministero della Salute. Nel 2010 coordinatore del progetto dell'ACDC Training in Infection Control in Europe. Dal 2010 al 2013 coordinatore di unità per l'Università di Udine nel progetto Interreg 4 Austria, in cui, se non sbaglio, era quello l'anno in cui ci fu una mia piccola collaborazione a un evento organizzato dal professor Brusaferro. Ma quello, per non citare tutto il suo curriculum, secondo me ci sono alcune altre esperienze, per esempio il fatto che abbia fatto il direttore sanitario del Policlinico Universitario a gestione diretta dal 2002 al 2006, che dal 2006 sia stato il coordinatore dell'accreditamento all'eccellenza dell'ospedale accademico Santa Maria della Misericordia. E devo dire che se l'ospedale di Udine ha fatto un enorme passo avanti in termini di qualità delle cure, misurando ogni processo, questo lo si deve al professor Brusaferro, che con il suo staff ha veramente lavorato tantissimo per trasformare una struttura che sicuramente già faceva una sanità di qualità in una struttura accreditata a livello internazionale. E poi, consentitemi di citare l'ultima cosa, la giornata regionale sulla sicurezza e la qualità delle cure, che di fatto è una creazione del professor Brusaferro e che si terrà anche quest'anno a Udine il 13 di dicembre. Per cui mi scuso con il relatore se non ho citato tutto il curriculum, credo di aver citato gli elementi fondamentali e do senz'altro la parola al professor Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, che ci parlerà della sanità italiana e la salute alle soglie del terzo millennio. Prego, professor Brusaferro. Buonasera a tutti. Grazie, un saluto ai presidenti, al governatore e un saluto particolare a Roberto Peressutti, perché è stato anche troppo buono, insomma, è entrato molto nei dettagli, lo ringrazio per la stima. Ma diciamo che con Roberto ci accomuna una lunga storia di operatori della sanità pubblica. Negli anni abbiamo vissuto esperienze molto belle, anche molto sfidanti, e quindi mi fa particolarmente piacere poter appunto condividere con voi alcune riflessioni. Nella mia presentazione, che cerco di condividere, adesso chiedo alla regia se vuole mettere adesso la metto in presentazione, ecco, non so, spero si veda, cercherò di articolare
in due sessioni. Una, partire un po' dalle caratteristiche di questa pandemia, per cercare di cogliere alcuni elementi importanti che poi rappresentano in qualche modo o possono rappresentare le opportunità di miglioramento, di rafforzamento del nostro Servizio Sanitario Nazionale nei prossimi anni. E poi entrare in una logica delle prospettive per la sanità e per la salute. La prima riflessione sulla pandemia è che è un evento epocale. Parliamo di numeri mostruosi, come vedete, parliamo di purtroppo milioni di morti, parliamo di milioni di casi che vengono confermati, e parliamo anche fortunatamente di miliardi di vaccinazioni che sono state somministrate. Questo è un elemento però importante, perché a differenza di molte situazioni più recenti, come vedete il quadro è globale, tocca sostanzialmente tutto il mondo, tutti i continenti a ondate diverse. La seconda caratteristica di questa pandemia è che è un misto tra vecchio e nuovo. Il vecchio è qualcosa che ereditiamo dai nostri avi, ereditiamo delle misure di contenimento delle epidemie che nascono nel mare Adriatico e nascono tra Venezia e Ragusa, e la Serenissima è il primo Stato europeo a adottare una serie di misure che ancora oggi sono attuali. Per dire che sostanzialmente le mascherine FFP2, piuttosto che oggi le chiameremo FFP2, era la maschera veneziana, dove all'interno del naso c'erano erbe medicinali che tuttora sappiamo avere proprietà disinfettanti. Il Green Passport, no, il passaporto verde, in realtà sono le fedi di salute, di sanità, che era rilasciate dai governi e dai governatori, dai luogotenenti veneziani alle persone che volevano muoversi, soprattutto quando c'erano luoghi identificati come a rischio, e anche al tempo, governando o presidiando Venezia, la via della seta era chiaramente esposta a tutte le epidemie che potevano venire dalla parte orientale. E questo è il tema del lazzaretto, delle quarantene, viene inventato dai veneziani in epoca nel 400, in epoca in cui le conoscenze microbiologiche non si parlava di microbiologia, ma che prevedevano alcuni elementi importantissimi, così come prevedevano elementi importantissimi nel governo della salute, ovvero sia la salute aveva un rango altissimo all'interno dell'equilibrio del bilanciamento dei poteri della Repubblica Serenissima, proprio perché i magistrati della salute avevano il potere di quarantenare il doge, quindi il motivo per cui poi venivano rapidamente ruotati e venivano controbilanciati da altri poteri. Oltre a queste misure che si stanno adottando in tutto il mondo e che, ripeto, nascono nei nostri mari 6 secoli or sono, questa pandemia è estremamente innovativa, perché sostanzialmente la tecnologia di cui disponiamo, le conoscenze, la capacità produttiva, le informazioni che possiamo mettere assieme e condividere in tempi molto rapidi, ma anche la capacità di sequenziamento piuttosto che di produzione in tempi straordinariamente rapidi di vaccini o di altri farmaci o prodotti innovativi, ha una sua caratterizzazione unica e che comunque fa sì che per la prima volta, diciamo, nella storia dell'umanità, un'epidemia, una pandemia delle dimensioni che stiamo vivendo possa essere modellata grazie ai comportamenti e agli interventi dell'uomo. Allo stesso tempo è un evento globale. Cosa voglio dire? Voglio dire che certamente la mappa è globale, ma in realtà la prima frontiera, il punto dove si può vincere la battaglia e poi la guerra a lungo andare, sono le comunità locali, sono i comportamenti e le regole e il rispetto delle regole nelle piccole comunità, e partire da lì si scala a quelle regionali piuttosto che nazionali, europee, internazionali. Le due cose sono assolutamente tra loro collegate e non puoi ottenere un risultato se non lavorando sull'intera scala. È il motivo per cui anche ormai a livello internazionale tutti riconosciamo che sostanzialmente nessuno sarà al sicuro fino a quando tutto il mondo non sarà al sicuro. L'altro elemento importante di questa pandemia è che persiste nel tempo. È uno stress, non è uno stress puntuale, come alcuni che abbiamo vissuto anche nelle nostre terre, penso al terremoto piuttosto che alle alluvioni. È uno stress che dura nel tempo, sta durando da più di 2 anni, sta durando quasi 2 anni, ci avviamo tra poco a ricordare il secondo anno sostanzialmente all'inizio di questa pandemia, e come vedete dall'andamento dei flussi, in funzione un po' anche della stagionalità, cambia da continente a continente, ma persiste una fortissima circolazione. E questo fa sì che uno stress così prolungato comporti necessariamente delle modifiche che negli stress puntiformi possono essere temporanee,
ma che in quelle, diciamo, stabili, che prolungate nel tempo, poi modificano significativamente il nostro modo di vivere, anche nei nostri rapporti sostanzialmente, e non soltanto nel campo sanitario, ma un po' in tutta la parte della socializzazione o del nostro vivere sociale. L'altro elemento importante è che questa pandemia ci ricorda alcuni elementi che da sempre caratterizzano la dimensione della sanità pubblica, l'interazione tra l'individuo e la comunità. Ci mostra chiaramente questa pandemia come i comportamenti dell'individuo influenzano sostanzialmente la circolazione del virus nella comunità e anche la possibilità degli altri membri della comunità di contrarre o meno l'infezione e viceversa. Qui vi ho citato due esempi, nel primo a destra vedete le mappe europee, in realtà viene riportata in questo studio pubblicato sulla rivista Il Policy l'attitudine delle varie popolazioni ad accettare o a, diciamo, esprimere consenso rispetto a alcune misure. Questo è riferito soprattutto ai primi mesi dell'anno scorso, e vedete che l'Italia sostanzialmente ha sempre score molto elevati, cioè la popolazione ha aderito alle misure che venivano raccomandate, e questo è un elemento estremamente importante perché poi è decisivo rispetto alla capacità di modellare l'andamento della curva epidemica. Nell'altra vi riporto l'RT di questa fine giugno, primi di luglio, che tutti ricordiamo essere caratterizzato da due grandi fenomeni. Il primo fenomeno, una forte migrazione turistica, no? Verso poli tradizionalmente conosciuti come luoghi di divertimento, no? Come le isole in qualche modo del nostro mar Mediterraneo, dove fondamentalmente comunità giovanili sono trovate e hanno avuto in qualche modo, non utilizzando precauzioni particolari, hanno fatto sì che fosse facile in quel contesto una diffusione rapida della circolazione di un virus che, vi ricordo, a partire proprio da giugno era caratterizzato da una variante emergente, la variante Delta, molto più trasmissibile rispetto all'Alfa, emersa a gennaio, a sua volta più trasmissibile rispetto alla ceppo 1, quello originale. Ma questo tipo di dato ci ha insegnato un'altra cosa importante, ci ha insegnato, quel periodo, oltre a questa caratteristica, è stata il periodo degli europei, con una serie di festeggiamenti in piazza dove ovviamente tutta una serie di attenzioni sono state un po' più fragili, diciamo così, o sono venute meno, e questo ha comportato un rapido incremento dei casi, come vedete, che però contrastato poi rapidamente con una decrescita dai comportamenti che la popolazione ha adottato. E quindi ha cessato questo tipo di manifestazioni, rimodellato in qualche modo il flusso turistico e le modalità di socializzazione, la curva si è riportata sotto il valore, la curva dell'RT si è riportata sotto il valore di 1, che è il valore che ci garantisce la decrescita dell'epidemia. Sopra il valore di 1 l'epidemia non decresce, ma cresce, come sta avvenendo in questi giorni. L'altro elemento importante è il tema della risposta coordinata. Non è pensabile che oggi riusciamo a gestire, a modellare efficacemente una pandemia se non coordinando gli sforzi tra vari paesi, tra varie regioni, perché sostanzialmente questi elementi sono importanti. Quindi coperture diverse, per esempio vaccinali, hanno mostrato come, per esempio, i paesi della parte orientale dell'Unione Europea abbiano avuto in questi mesi, in quest'ultimo mese, in queste settimane, una circolazione elevatissima, ma anche dei tassi di utilizzazione o di ricovero presso le strutture sanitarie altissime e, ahimè, anche dei tassi di mortalità molto alti. E sostanzialmente questo meccanismo ci segnala come, ancora una volta, nonostante ognuno possa poi fare in qualche modo l'organizzazione in maniera autonoma all'interno del proprio territorio nazionale, poi in realtà senza un coordinamento è difficile contenere una circolazione così impegnativa come quella della Delta in questi giorni. L'altro elemento che ci ricorda questa pandemia è il paradosso della prevenzione. E questo credo sia un tema che dovrà accompagnarci per il futuro. È un paradosso che ha questa caratterizzazione, un paradosso, la prevenzione quando funziona non la vedi, cioè non vedi il problema, ma d'altra parte la missione della prevenzione è fare in modo che previeni il problema. Il punto qual è? Che dopo un po' mediamente le popolazioni si dimenticano che il problema non c'è perché abbiamo investito in prevenzione e quindi tendono a disinvestire o a mobilizzare delle risorse investite nella prevenzione collocandole in quelle che magari al momento possono essere delle aree prioritarie. L'effetto però finale purtroppo è che quando hai disinvestito per un certo arco di tempo, la prossima sfida, il prossimo rischio ti troverà parzialmente
esposto, e quindi in realtà se smetti di investire in prevenzione poi di fatto ti si ripropone esattamente lo stesso tipo di patologia. È un po' la storia della vaccinazione: tu smetti di vaccinare, a quel punto la circolazione del virus riprende e a quel punto tu torni a vaccinare. Ma se il virus circola poco, o pensiamo anche alle malattie infettive dei bambini, se la mortalità neonatale, la mortalità infantile in Italia è particolarmente bassa, soprattutto per le malattie infettive, lo dobbiamo anche al fatto che vacciniamo i bambini. Se poi dovessimo smettere di fare questo investimento per le ragioni più diverse, in realtà nell'arco di pochi mesi, in alcuni casi di pochi anni, ci troveremo di nuovo ad affrontare mortalità per malattie infettive che oggi ci sembrano sfide, soprattutto parliamo di malattie infettive nei bambini, che sono di un'epoca passata. La cosa che ci insegna questa pandemia è che anche salute e benessere sono collegate. Lo erano e lo sono sempre state, ed è stato sempre reso evidente questo aspetto. Oggi però appare ancora più attuale. In altri termini, non è pensabile immaginare una crescita della ricchezza di un paese senza una crescita e una tutela della salute di quel paese. Riprendo sempre l'esempio dei veneziani. I veneziani non conquistavano territori, conquistavano i porti commerciali, gli snodi commerciali sostanzialmente, per presidiare i loro commerci. Erano in qualche modo antesignani di quelle che oggi chiameremo multinazionali, e loro l'avevano capito molto bene. L'obiettivo ovviamente era controllare la circolazione delle malattie infettive o di quelle delle epidemie, per controllare, per poter salvaguardare il benessere e la ricchezza all'interno della Serenissima. Ma lo stesso ragionamento fece Bismarck alla fine del secolo dell'Ottocento, quando a fronte di una tumultuosa industrializzazione che portava masse di contadini ad abitare quelle che oggi chiameremo periferie, insomma, o slam o qualcosa del genere, a supporto degli stabilimenti industriali, capirono che e costruirono il sistema assicurativo, quello che viene oggi chiamato modello Bismarck. La risposta fu: non poteva crescere l'industrializzazione e la produttività se non si garantiva salute ai lavoratori. Analogo ragionamento fece Beveridge quando creò i presupposti per costruire l'NHS britannico, il sistema del National Health Service, che è quello da cui poi nasce l'impostazione del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Nacque questa proposta in un periodo particolarmente critico, che era quello della Seconda Guerra Mondiale, quando c'era bisogno di una grandissima solidarietà all'interno di quello che noi chiamiamo Regno Unito, proprio perché gli uomini erano in guerra, i bombardamenti erano continui, la produttività veniva garantita dalle donne, e se non c'era uno sforzo collettivo di riconoscimento, di supporto reciproco, difficilmente potevi sopravvivere. Questo tipo di ragionamento in realtà è stato sancito anche dall'Ufficio Europeo dell'OMS, quando nel 2008, con la Carta di Tallinn, i ministri della salute firmarono questo documento da un titolo molto interessante e curioso. È la prima volta che si trovano associati questi due termini formalmente in alcuni documenti che riguardano la salute e i sistemi sanitari. Dice Health System for Health and Wealth. In qualche modo i sistemi sanitari devono produrre salute, devono produrre benessere. Questo è un elemento importante, che peraltro è stato ripreso anche nel G20 a presidenza italiana, che si è concluso lo scorso novembre, ma prima, sapete, della conferenza finale con i presidenti, con i primi ministri, insomma con i responsabili dei governi nazionali dei paesi del G20, c'è stato un incontro tra i ministri della salute e i ministri dell'economia, proprio per sancire la necessità di una task force che coordini in maniera unitaria gli sforzi di queste due braccia del sistema. L'altro elemento che ci insegna questa pandemia è un elemento sulle modalità con cui noi gestiamo anche le nostre riserve, e appare molto evidente che sostanzialmente la sanità pubblica è una dimensione strategica. Poter disporre di diagnostici, di vaccini, della tecnologia per produrli, ma anche della ricerca per inventarli, per adattarli ai nuovi microrganismi, ma anche la capacità di produrre, pensate a oggetti molto semplici come possono essere le mascherine, a livello locale e regionale intendo regioni sovranazionali, non la regionalità del nostro paese. Questo diventa un aspetto estremamente importante se vuoi essere indipendente, se vuoi in qualche modo essere uno dei paesi che sta nel G7, nel G8, insomma nei primi paesi industrializzati al mondo.
Questa è un'altra lezione molto importante e molti, come vedete, anche degli investimenti del PNRR vanno in questo senso. Un'altra cosa che ci insegna questa pandemia e che forse è ancora una fase di metabolizzazione è che ci troviamo spesso nelle emergenze e che quindi soprattutto in una fase di emergenza, un'emergenza epidemica, dobbiamo prendere decisioni con una limitata quantità di evidenze e anche con molta incertezza. Ora, per chi fa il medico, ci sono alcuni colleghi che saluto veramente, questo è un concetto abbastanza chiaro. Di fronte all'emergenza io devo rispondere con le conoscenze che ho e dopo fare di tutto per acquisire questo tipo di informazione. Però questo è un passaggio importante e quindi non posso, mentre allo stesso tempo quando acquisisco le conoscenze, quando produco una nuova evidenza scientifica o cerco di produrre un contributo per l'evidenza scientifica, è chiaro che questo contributo deve essere setacciato, discusso, valutato da pari in maniera critica, così che possa superare tutti i dubbi e tutte le perplessità metodologiche di contenuto che possono sorgere. Questo non è però un discorso che si può fare durante l'emergenza, perché è come se poi dicessimo che durante una persona mentre cammina per strada sviene, arrivano i nostri colleghi del 118 e di fronte alla persona svenuta rispetto alla quale non è stata fatta ancora la diagnosi si mettessero a discettare se è meglio prendere la vena del braccio destro o la vena del braccio sinistro, e mentre discutono la paziente potrebbe... I colleghi del 118 fortunatamente intervengono con delle procedure precise, adottano e riproducono queste procedure rispetto alle quali sono formati per poter intervenire e dopo, avendo accumulato un certo numero di procedure, valutano dall'insieme se quel tipo di procedure sono le più sicure, le più efficaci possibili o se devono essere modellate. Diverso, ripeto, è gestire invece una situazione di discussione scientifica. E l'esempio dell'incertezza questa pandemia ce l'ha mostrato molto, molto chiaramente. Provate a pensare a tutto il dibattito su clorochina e idrossiclorachina, sull'uso stesso delle modalità dell'uso delle mascherine, sulla anche sostanzialmente se utilizzarle o non utilizzarle, e sostanzialmente anche altri tipi di farmaci o piuttosto trattamenti che poi non c'era il tempo materiale nell'adottarli per valutare la loro efficacia, ma che poi alla lunga si sono rivelati trattamenti, per quanto lanciati come straordinariamente efficaci, poi sono rivelati non superare i test statistici rispetto alla loro differenza significativa rispetto a un trattamento casuale. L'altro aspetto importante è che questa pandemia ha reso ancora più evidenti come dobbiamo dare priorità ai dati rilevanti, mentre veniamo sommersi da una quantità enorme di pubblicazioni che vengono ogni giorno messe a nostra disposizione. Questo ovviamente è una grande ricchezza, una grande opportunità, però allo stesso tempo è una grande sfida. Come distillare il contenuto, quel pezzo di evidenza, auspicabilmente poi consolidata, riproducibile, che diventa decisivo nel cambiare o nell'arricchire i nostri strumenti. Questo non è facile e questa pandemia ce lo sta mostrando ogni giorno. Ci è segnato anche un altro passaggio. In Italia possiamo avere un sistema di monitoraggio continuo, standardizzato, che è quello che per esempio da 2 anni sta andando avanti per quanto riguarda la sorveglianza dei casi Covid e anche dei sequenziamenti. È uno sforzo mostruoso, uno sforzo titanico che tutti i colleghi dei dipartimenti di prevenzione fanno quotidianamente, anche quelli degli ospedali, nel riportare questi dati, ma anche tutti i colleghi microbiologi, virologi, coloro che fanno in qualche modo i vari tamponi, che fanno i sequenziamenti, che rendono disponibili questi dati, li caricano su piattaforme informative a livello nazionale, vengono elaborati, validati e poi condivisi con la popolazione. Classicamente sono le conferenze del venerdì che rappresentano in qualche modo questi dati, però questi dati poi vanno anche in qualche modo ad alimentare e ad arricchire le banche dati internazionali, sia dell'ECDC, del WHO, piuttosto che quella per le sequenze del G6. Ci insegna questa epidemia che è anche importante valutare gli interventi. Qui vedete riprodotto sostanzialmente un lavoro con il quale abbiamo valutato l'impatto delle misure dei colori, che sono le misure che sono state adottate lo scorso autunno, con misure restrittive che variavano in funzione dell'intensità della circolazione, con quelle più gialle che erano misure più blande, arancioni intermedie e rosse più alte. Come vedete, laddove si adottavano misure restrittive più alte, e ovviamente queste si applicavano dove l'RT era più elevato, l'efficacia nell'abbattere la circolazione era ancora più forte. Ma anche in questo caso l'importanza che anche in sanità pubblica, quando si usano strumenti
in emergenza, come in questo caso, adottandoli, poi vanno sempre verificati rispetto alla loro efficacia. L'altro tema che ci insegna è il tema dei social media e dell'infodemia. È un tema che tutti viviamo, credo che l'esempio più classico sia quest'ultima variante, la Omicron, che ha scatenato un dibattito enorme, un allarmismo anche non sostenuto peraltro da dati, nel senso sappiamo che c'è una nuova variante, sappiamo che questa è stata censita e identificata in una parte del mondo, in particolare nel Sudafrica, però ad oggi i dati ancora per capire se buca per esempio la copertura immunitaria, se è più trasmissibile in maniera estendibile un po' a tutto il mondo e non soltanto al contesto sudafricano, anche in contesti come il nostro caratterizzati da una quasi assoluta circolazione della Delta, piuttosto che come impatto in termini di sintomatologia clinica, sono tutti strumenti tutti i dati che noi stiamo acquisendo, ma ad oggi non ci sono dati consolidati. E questa è la ragione per cui un altro punto importante è ricordare sostanzialmente che la comunicazione in questa pandemia ci ha reso molto evidente come ci sia un mondo reale e un mondo virtuale e noi ci troviamo nel mezzo e che i due mondi si stanno influenzando e si influenzano in maniera significativa. E questo è un passaggio forse nuovo culturalmente, soprattutto per le generazioni come me, come la mia, che hanno qualche cappello bianco e che provengono da una situazione dove fondamentalmente il mondo reale era quello con cui ci si confronta. Oggi il mondo reale e il mondo virtuale hanno un confine non chiaramente definito e questo ovviamente diventa un nuovo modo di interagire dentro il sistema, sapendo che le chiavi di lettura, i linguaggi e le esigenze possono essere diverse per chi si occupa di scienza, che giustamente e correttamente, perché così avanza la scienza, mette in dubbio sistematicamente ogni affermazione, ogni teoria, insomma anche quelle più consolidate, ed è proprio grazie a questo dubbio che facciamo i miglioramenti. Chi si occupa di sanità pubblica, che con le conoscenze disponibili al momento deve tradurle in decisioni e in orientamenti per la società, e questo vale poi per i cittadini, vale per gli amministratori pubblici e vale anche per i giornalisti che devono trovare il linguaggio per tradurre le conoscenze scientifiche e le indicazioni di sanità pubblica, diffonderle e farle condividere o farne partecipi i cittadini. In questo senso quello che sta emergendo in maniera chiarissima è che anche le amministrazioni pubbliche, anche la sanità pubblica, devono sempre più confrontarsi con il mondo virtuale, affrontando la tematica e cercando di fare ponti e veicolare, orientare sostanzialmente l'informazione, così che ci sia un circuito virtuoso tra il mondo virtuale e quello reale. Questo è un esempio semplicemente di rappresentazione che vedete, dove nella curva rossa mostriamo per esempio l'andamento dell'incidenza per 100.000 abitanti nelle ultime settimane dei non vaccinati versus azzurra, quella dei vaccinati con ciclo completo, e vedete che guardando questi dati graficamente, questo fa parte dei tentativi che stiamo facendo per rendere evidenti in qualche modo i dati in maniera intuitiva, oltre che nelle modalità con cui tradizionalmente li rappresentiamo nei nostri congressi, e questo rende molto evidente come sia per quanto i ricoveri e terapia intensiva, la mortalità e le ospedalizzazioni, il delta è assolutamente significativo. Mentre vedete negli ultimi periodi, soprattutto quando si è censita la necessità di richiamare, la differenza per le infezioni era molto significativa, ma anche i vaccinati comunque hanno un incremento nelle infezioni. L'altro elemento importante è che i dati sono diventati sostanzialmente oggi centrali e diffonderli, condividerli diventa un elemento importantissimo. Questo per ricordare l'attività che sta facendo l'istituto che ho l'onore di presiedere e per dire che su questo si è lavorato veramente a 360 gradi, partendo dalla sorveglianza epidemiologica, a quella virologica, a tutta la comunicazione, allo studio delle cartelle cliniche, per esempio, dei deceduti, piuttosto che della circolazione del virus in alcuni ambienti fragili come le case di riposo, l'RSA, così come fare comunicazione e divulgazione, pubblicare il report ad interim. Abbiamo chiamato volutamente ad interim per ricordare che tale conoscenze che mettevamo a disposizione erano conoscenze legate alle conoscenze scientifiche prodotte fino al momento in cui venivano pubblicate, quindi periodicamente ne hanno necessitato e necessitano di aggiornamenti, e così come videoconferenze, così come formazione a distanza, e come vedremo nei dati
ha raggiunto dei numeri assolutamente strabilianti. Provate a pensare che in questi primi meno di 2 anni, da fine febbraio 2020 a fine ottobre, il numero di professionisti che hanno acquisito dei crediti formativi ECM ha superato le 700.000 unità. Le prospettive per la sanità. La prima riflessione che voglio fare con voi è che quando parliamo di sanità parliamo di una componente tra quelle che determinano la salute. Non è l'unica, per certi aspetti non è neanche la più importante, la più influente. Le condizioni che determinano la nostra salute sono certamente dove lavoriamo, come lavoriamo, l'ambiente, l'economia, gli alloggi, l'educazione, l'alimentazione, i trasporti, le relazioni sociali. E questo sicuramente è un passaggio che dobbiamo avere presente. Se vogliamo creare salute, se vogliamo vivere più a lungo, privi di disabilità, dobbiamo intervenire su questo insieme di determinanti. E quelli ambientali sono anche altrettanto importanti. Oggi parliamo della sfida della pandemia, ma abbiamo davanti una sfida importante dei cambiamenti climatici, del cambiamento in qualche modo dell'ecosistema legato ai cambiamenti climatici, con nuove patologie emergenti che potranno essere veicolate anche da vettori, piuttosto che determinati tipi di microrganismi che con il cambiamento climatico potrebbero trovare maggior presenza nel nostro paese. Ma in realtà ci sono altre patologie legate all'inquinamento dell'aria, al ciclo dell'acqua non gestito correttamente rispetto per esempio all'acqua potabile piuttosto che alle acque fognarie, dalle effluvi fognari, alle sostanze chimiche, alle radiazioni ionizzanti, al rumore delle nostre comunità, alle pratiche agricole sostanzialmente, alle modalità di come costruiamo i nostri ambienti di vita e di lavoro, e certamente il climate change, ne ho già parlato. Ci fa tutto questo per dire che cosa? Che noi in realtà, se vogliamo creare salute, dobbiamo lavorare sui fattori esogeni, e ne abbiamo già parlato prima, e poi dobbiamo parlare sui fattori endogeni, dobbiamo lavorare sui fattori endogeni, è l'insieme di questi fattori che ci crea salute. Ora, in questa prospettiva, un punto su cui si sta lavorando, e lo ritrovate anche nei documenti del G20 che l'hanno fatto proprio, sono alcune parole chiave. La prima parola chiave è One Health. One Health è un termine che ormai usiamo tantissimo, ma che cosa vuol dire poi concretamente? Vuol dire che per creare salute nelle popolazioni, nei singoli, nelle comunità, dobbiamo trovare un'armonica crescita, un armonico equilibrio tra i 3 grandi capitoli. La salute sostanzialmente del contesto dove viviamo, e questo comporta anche in qualche modo tutto il sistema alimentare. E poi c'è tutto il tema degli animali con cui viviamo, di cui ci nutriamo, e infine c'è il problema della parte sanitaria, della salute degli umani. I 3 ambiti sono strettamente collegati e vanno gestiti insieme. E come vanno inseriti? Vanno inseriti in quello che è la roadmap per la salute dei prossimi anni, e sono i cosiddetti gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile. Sono 17 obiettivi, il terzo riguarda la salute, ma come vedete il primo riguarda la povertà, il secondo la fame, il quarto l'istruzione, e fondamentalmente l'equità e così via. Bene, l'insieme di questi indicatori, di questi goals, che ci può consentire di muoverci verso un sistema dove la salute diventa veramente al centro. Da questo punto di vista, ognuno di questi goal, per chi di voi non li conosce o poi volesse avere la pazienza di andare a esplorare sostanzialmente nei siti anche in italiano dove abbiamo questi, hanno degli indicatori quantitativi, ed è proprio sono questi indicatori che ci danno la rotta, cioè ci dicono se siamo verso la rotta giusta. L'altro elemento, sempre da questa pandemia rispetto alla salute, è che un collega che si chiama Richard Horton, che è uno degli editori più importanti, direttore dell'Lancet, una delle riviste più prestigiose del nostro mondo medico, sostanzialmente esce con un editoriale, dice un commentary, scusate, Covid-19 is not a pandemic, it is syndemic. Che vuol dire syndemic? Beh, sindemia in qualche modo è una nuova definizione, una relativamente nuova definizione, in cui sostanzialmente noi riconosciamo che le patologie e anche le epidemie sono caratterizzate da una interazione fortissima tra aspetti biologici e aspetti sociali. E da questa interazione nascono che cosa? La probabilità che la suscettibilità che ognuno di ha, il rischio, no? Le suscettibilità che ogni persona, ognuno di noi ha, possano rispetto
i rischi che può contrarre o ai danni che può avere o ai peggioramenti delle proprie condizioni si possono determinare. Ma il punto chiave è che interazioni biologiche e sociali. Quindi, e d'altra parte noi vediamo anche molto chiaramente che nei paesi, nelle classi sociali più deboli, la circolazione del virus è più elevata e ci sono dei gradienti, un po' come in tutte le malattie, legate a livello di istruzione, a livello di reddito, al contesto sociale. L'altro passaggio importante che noi abbiamo è il tema della prevenzione. Noi dovremmo lavorare e fare in modo che la prevenzione rimanga in qualche modo, non dico una piattaforma, cioè dobbiamo farla diventare qualcosa che c'è e che non può essere messa in discussione, non può essere depotenziata. È il pavimento, no? È il basamento su cui costruiamo tutto il resto dei nostri edifici. Anche quando non vediamo i problemi, perché spesso è proprio grazie agli investimenti in prevenzione che non li vediamo. Io sono stato cresciuto, avendo speso la mia carriera in sanità pubblica, partendo da 3P, che sono promozione della salute, quindi stili di vita, prevenzione, pensiamo alle vaccinazioni, agli screening, a tutte le altre misure, e protezione, tutte le misure che riducono in qualche modo il rischio o che evitano il contatto con il rischio. Oggi però non possiamo non pensare ad altre 3P, che una è la capacità di predittiva. Noi possiamo sapere in qualche modo che i cambiamenti climatici, per esempio, comporteranno un cambiamento delle patologie della circolazione dei microrganismi e dei vettori. Sappiamo anche come cambieranno le nostre conformazioni orogeografiche e come questo impatterà, per esempio, rispetto alle nostre coste, su viticoltura, piuttosto che anche sulla conformazione delle nostre coste. Bene, tutto questo lo possiamo in qualche modo modellizzare, lo possiamo prevedere, sebbene con range di incertezza più o meno significativi, ma oggi questo non possiamo non tenerne conto. Il secondo è il livello di personalizzazione o di precisione, se volete. Vuol dire, oggi sappiamo che quando parliamo di popolazioni, non parliamo di una popolazione standard, ma parliamo spesso di sottopopolazioni. Provate a pensare semplicemente al tema dei messaggi mediatici che dobbiamo lanciare. Noi li lanciamo, o possono essere lanciati all'intera popolazione, ma sappiamo che dentro la popolazione, per esempio, i mezzi di comunicazione preferiti dalle diverse generazioni sono molto diversi. I ventenni oggi, per esempio, guardano pochissimo i giornali stampati, carta stampata, guardano pochissimo le trasmissioni televisive standard, per capire, guardano molto i social media. L'ultima è forse più importante in questo modo, e questa pandemia ancora una volta lo sta sottolineando, è la partecipazione. Molte delle nostre scelte, molte della nostra probabilità di controllare dei fenomeni, di ridurli, hanno a che fare con delle scelte autonome delle persone. Queste avvengono se le persone sono convinte, se le persone si fidano, se le persone credono che adottando quel comportamento questo porti un giovamento a loro, ai loro cari e alla comunità in cui sono inserite. Però questo è decisivo, questo vale certamente non solo per la pandemia, è un tema caro a noi medici, anche quello della compliance, per esempio, con le raccomandazioni terapeutiche, con l'uso dei farmaci che vengono prescritti. Noi sappiamo che molto spesso questa compliance è molto bassa, mediamente viene stimata intorno al 50%. L'altro elemento è che quando parliamo di prevenzione parliamo di una prospettiva lunga tutta la vita, non c'è una fase per la prevenzione. La prevenzione inizia nel momento in cui parliamo di salute sessuale, di salute riproduttiva, cioè quando una coppia decide di voler mettere a mondo un figlio. In quel momento parte tutta una serie di misure, di iniziative per prevenirla, per arrivare fino agli ultimi attimi, agli ultimi anni della nostra vita. Questo è un esempio della demenza che è interessante e guarda sostanzialmente un po' a tutte le componenti che determinano o che possono determinare in qualche modo fattori di rischio per la demenza, per cui non ce n'è uno solo, ma ce n'è molti. E allora in realtà con questo tipo di meccanismo, vedete, parliamo di rischio alla nascita, rischio nelle prime fasi degli anni, nella prima fase della vita, rischio nell'età adulta, fino ad arrivare nell'ultima parte della nostra esistenza. Bene, questi sono elementi che oggi dobbiamo tener conto, quindi non per dire che la prevenzione deve essere un qualcosa che ci accompagna in tutti i sistemi. Così come sappiamo che l'interazione con la natura ci comporta benessere, e da qui nascono anche tutti i programmi, per esempio di riforestazione urbana o di altri programmi che vedrete sono particolarmente finanziati e che nascono proprio da queste evidenze, da questi presupposti. L'altro tema che noi sappiamo è quello che in realtà le reti sociali sono importantissime. Le persone isolate, senza una rete sociale di supporto, hanno una qualità della vita più bassa, hanno prognosi di solito
che sono più negative rispetto a quelle delle persone che hanno delle reti sociali. Questo evidentemente è un tema importantissimo che ha a che fare anche con lo sviluppo in qualche modo, no? di supporto tra il vicinato nelle nostre comunità, mettendo a fattore comune, come stanno facendo una parte, per esempio per quanto riguarda la sanità, il PNRR, tutte le reti, tutte le risorse disponibili a livello di comunità locale. E questo oggi si può integrare, ripeto, integrare, non sostituire, con tutta una serie di infrastrutture tecnologiche, dalla robotica sociale alla domotica assistenziale, alla telemedicina, a tutte le tecnologie cosiddette wearable che già in qualche modo ci monitorizzano direttamente o indirettamente, e fino ai vestiti che possono, alle canottiere per fare un esempio, che possono trasmettere in monitoraggio continuo tutta una serie di informazioni sulla nostra salute. Un altro elemento importante che è presente, che dovremmo sempre più curare, è il tema del benessere mentale. Questo è un lavoro, è una pubblicazione fatta dentro il World Happiness Report, che è un volume sviluppato dagli economisti per cercare di superare il concetto di PIL, includendo sostanzialmente altre variabili per valutare la crescita e la ricchezza di una popolazione. Non a caso si chiama il report sulla mappa mondiale della felicità, ma sostanzialmente anche in questo report di quest'anno viene segnalato in maniera molto, molto importante il fatto del benessere mentale, che diventa un problema, che lo è stato, e in particolare ha messo a dura prova un po' tutti noi durante questa pandemia, ma noi sappiamo che il tema delle patologie mentali nel 2030 in proiezione sarà la prima causa di burden of disease, ovvero di impegno sanitario nel mondo, e questo avverrà anche in Italia. È un qualcosa che non avviene da un giorno all'altro, è una cosa che sta crescendo. Infine, consentitemi, prima di arrivare alla conclusione, di fare una riflessione sulla parte più giovane della nostra società. Noi siamo purtroppo un paese che anno dopo anno ha un decremento significativo della natalità. Forse è un paese occidentale a questo punto che ha tra le natalità più bassa, se non la più bassa in assoluto. E quindi l'importanza di iniziare di tutelare la salute, di promuovere la salute fin dalle età più giovani è estremamente importante. Questo documento della The Health Foundation, pubblicato prima della pandemia, ci ricorda alcuni elementi importanti, come far crescere in salute i giovani anche in termini di salute, di qualsiasi dimensione della salute, compresa quella mentale. Vuol dire dare loro supporto economico, dare supporto emozionale, garantire delle relazioni personali dentro una rete, garantire anche la capacità di sviluppare delle abilità e anche di qualificarsi. E poi questo, vedete più avanti, vuol dire garantire autostima e relazioni di supporto, una qualità del lavoro buona, così come anche dei contesti abitativi, salute. Tutto questo oggi si può declinare attraverso questa straordinaria opportunità che è data dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che in termini europei si chiama Next Generation EU, in Italia ha questa definizione, che dentro le sue missioni c'è anche, come vedete, la missione salute, dove si parla di reti di prossimità, di telemedicina e anche, oltre che di digitalizzazione del servizio internazionale, innovazione e ricerca. Oltre al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza c'è anche un piano complementare del PNRR che è finanziato con fondi italiani e non va rendicontato alla Commissione europea, all'Unione Europea, ma in realtà tocca all'interno di questo un'altra delle sfide importanti, che è quella dell'ambiente e clima. Salute, ambiente e clima sono elementi decisivi, come vi ho cercato di mostrare prima, e dentro questo c'è un investimento importante per fare in modo che a livello capillare ci siano le strutture che analizzano questi impatti e che possono supportare la comunità. Nell'ultima slide ho provato a sintetizzare un po' alcuni punti chiave. Il primo punto chiave è, diciamo, in qualche modo il concetto di One Health che vi ho illustrato prima, come ormai dimensione ineludibile nell'affrontare i problemi di sanità e di salute, dandoci dentro una roadmap che è quella degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, con uno strumento straordinario, epocale, che è quello del Next Generation EU. La quantità di risorse che oggi si stanno mettendo in campo nel nostro paese è una quantità mai vista negli ultimi anni, e è ovviamente una grande opportunità che abbiamo il dovere personale, etico, no, sociale di usare al meglio. Tutto questo con due caratteristiche però anche importantissime. La prima, abbiamo un capitale importantissimo che ci ha aiutato in maniera enorme anche durante questa pandemia, oltre che ci ha accompagnato negli ultimi anni ad essere uno dei paesi che ha la vita media tra le più elevate al mondo dopo il Giappone.
ed è il Servizio Sanitario Nazionale. Ho riportato al frontespizio della Gazzetta Ufficiale in cui nel 1978, il 28 dicembre 78, è stato istituito. Credo che oggi il Servizio Sanitario Nazionale sia ancora una ricchezza, deve essere implementato, deve essere rafforzato, deve essere anche modellato sulla base delle nuove esigenze e anche sulla base di quelle trend, di quei fenomeni che abbiamo, alcuni dei quali abbiamo condiviso o cercato di condividere in questa relazione. E l'ultimo passaggio importante è il tema fiducia. La fiducia è un punto chiave. Questo è uno degli viewpoints che Giamma ha pubblicato in una serie nel 2019, tutti centrati sulla fiducia tra cittadini e professionisti, fiducia tra cittadini e sistemi sanitari, fiducia tra attività enti comunali e servizi sanitari. In realtà la costruzione della fiducia deve essere in qualche modo il connettivo che tiene insieme un po' tutte le nostre attività, e questo vale per la salute e vale ancora di più per la sanità. E credo che lavorando in questo modo credo si possa avere un futuro interessante. Ricordando che, prima di ringraziarvi dell'attenzione, guardando un po' il titolo che l'Unione Europea si è data per il piano di ripresa e resilienza, parliamo di Next Generation EU. Io focalizzerei la vostra attenzione sulla parola next, sul termine next. Next vuol dire la prossima generazione, e la prossima generazione sono i nostri giovani. Credo che abbiamo un dovere di averli a bordo, di accompagnarli, di farli lavorare insieme a noi, perché questi investimenti che stiamo facendo adesso rappresenteranno investimenti di cui godranno soprattutto loro e che dovranno essere i presupposti affinché a loro volta possano realizzare o contribuire a realizzare una società dove salute e benessere si coniugano con equità all'interno del nostro paese, ma equità anche a livello globale. Vi ringrazio. Ferro, grazie infinite per la chiarezza con cui ci hai raccontato la storia e le prospettive di sviluppo della sanità e della salute in Italia. Veramente grazie. Sono emerse un certo numero di domande, ad alcune, per dire la verità, già nella presentazione c'è stata data una risposta su quello che è il ruolo del Servizio Sanitario Nazionale nella protezione della salute pubblica e come questo si è adattato anche in questo difficile periodo. Io comincerei lasciando la parola al governatore di Frezza per una prima domanda e poi interverrei con le domande del pubblico. Grazie Roberto. Ho seguito molto attentamente, la ringrazio per l'esposizione. Io lavoro nell'ambito del socioassistenziale, sono direttore di strutture per anziani, quindi ho vissuto in maniera pesante le conseguenze della pandemia e ovviamente ho preso spunto dai rapporti dell'Istituto Superiore di Sanità rispetto alle indicazioni che dovevano essere adottate nella gestione dell'emergenza pandemica all'interno delle nostre strutture. Le faccio questa domanda. I rapporti è un rapporto, diciamo, che è nazionale. Tuttavia nel territorio ci sono diverse strutture con conformazioni e situazioni tali che non permettono, che non hanno permesso di poter adeguare la propria struttura a quelle che erano le indicazioni nei rapporti dell'Istituto Superiore di Sanità. E credo che noi stiamo perdendo un'occasione con il piano nazionale rispetto a degli investimenti su queste strutture, nel senso che delle risorse dovevano essere probabilmente destinate ad un adeguamento strutturale proprio per permettere la possibilità in un prossimo futuro di poter adottare soluzioni tipo la stanza singola, tipo percorsi sporco pulito, accessi divisi tra personale in entrata e in uscita. Quindi secondo me questa pandemia ci ha insegnato tanto, probabilmente nel piano nazionale di resistenza e resilienza non abbiamo colto fino in fondo quello che erano le necessità del nostro sistema. Come dicevo in premessa, anche la salute psicofisica e mentale ha subito dei contraccolpi alla pandemia e deve essere ripensata nel prossimo futuro, anche attraverso le strutture che danno supporto a chi ha di queste necessità.
Non so, rispondo subito, forse una battuta. Allora, grazie per la domanda. Ma guardi, il tema, allora, il dato, ci sono due dati, no? Uno di partenza, il concetto, quello che viene da noi chiamato oggi RSA, in realtà è un termine molto ampio che include moltissime strutture. Più correttamente gli anglosassoni le chiamano long term care facilities, che è un qualcosa che mette insieme tantissimi livelli di assistenza, di intensità di assistenza e di autosufficienza. Quindi ridurlo solo a RSA è complesso. Noi veniamo da una storia in cui anche la definizione di RSA è fondamentalmente diversa da regione a regione, quindi lei coglie pienamente ragione quando dice sostanzialmente non si coglie la specificità di questo ambiente. In realtà questo ambiente è molto eterogeneo e molto poco regolamentato. Per quanto io ne so, in questo senso si sta lavorando perché ha degli standard minimi che devono essere rispettati un po' dappertutto, e questo è un elemento importante che verrà definito. E per quanto posso dirle, c'è parallelamente una commissione Paglia, che è coordinata da Monsignor Paglia, che lavora proprio sul tema degli anziani. Il teorema che c'è dietro la commissione Paglia è che il modello con cui noi affrontiamo la fragilità a livello sociale fondamentalmente è un modello che va rivisto. E il primo punto di revisione è proprio la tendenza all'istituzionalizzazione, che deve essere il più possibile evitata, sforzando molto il sistema verso il mantenimento nel proprio domicilio o verso mantenimento nell'inserimento dentro la comunità. Lei mi dirà che giustamente che questo è un sogno, e probabilmente ha ragione. C'è però evidentemente anche un modello nostro sociale che ha previsto posizionamento, insomma, di persone dentro queste strutture che evidentemente non sono la miglior situazione possibile anche per gestire fenomeni epidemici e pandemici. Da questo punto di vista credo che quello che lei dice è corretto, nel senso di investimenti strutturali. Credo che questi nasceranno sicuramente dagli standard che il Ministero sta mettendo a punto e che saranno obbligatori, senza i quali non si potrà aprire più queste attività. Ma allo stesso tempo credo che la scelta di lavorare sulla comunità, lavorare sulla domiciliarità, vada verso il senso e verso anche standard che la Commissione. Tenga conto che la Commissione ministeriale Paglia dovrebbe essere poi sboccare in una commissione sotto legge della Presidenza del Consiglio, quindi con un rango molto alto nelle indicazioni su questo tipo di attività, e l'obiettivo è proprio di gestire in maniera significativamente diversa la fragilità. Il modello con cui l'abbiamo gestita finora si è rivelato molto fragile alla luce della pandemia. Non le ho dato la risposta completa, capisco alcuni elementi, le ho dato alcuni frame, alcuni punti di assi su cui si sta muovendo il nostro Paese, che non esclude poi la necessità, una volta definiti gli standard, che tutte le strutture si debbano rapidamente adeguare a questi standard. Io riprenderei alcuni dei temi che sono stati trattati, cercando di sintetizzare alcune delle numerose domande che sono arrivate. C'è il fenomeno del cherry picking, no? Della scelta delle ciliegie, che comporta una distorsione della informazione e anche riduce gli strumenti di prevenzione. E dall'altra parte c'è il discorso della comunicazione che, nonostante sia stata chiara, e devo dire che la posizione in particolare del professor Brusaferro, del nostro relatore, è sempre stata molto lineare, molto tecnica, molto scientifica in questo senso, purtroppo la comunicazione non è bastata agli oscurantisti. Allora la domanda che possiamo porci è: che cosa possiamo fare ulteriormente per cercare di portare una comunicazione efficace? E aggiungo, questa sarebbe una terza se vogliamo, quale può essere il ruolo dell'Ions nel facilitare una comunicazione efficace relativamente alle informazioni che devono raggiungere in modo corretto, cioè evitare la distorsione del cherry picking. Ma allora, il tema del cherry picking cercavo di affrontarlo quando ho parlato del 118, insomma tu vieni peraltro da questa esperienza, quindi allora in realtà il punto è come se noi dicessimo mentre ho l'infarto che comincio a discutere col medico se voglio avere un determinato trattamento o meno. Cioè, è un qualcosa che nessuno di noi si immagina, anzi tutti ci aspettiamo che di fronte a un evento particolarmente traumatico
ci siano dei colleghi che si muovono in maniera sicura, predeterminata, secondo le evidenze, in modo che mi garantiscono la migliore probabilità di successo. Qui abbiamo fatto un po' di confusione evidentemente nel sistema, provate a pensare semplicemente alla discussione di quale vaccino prendere, cosa che non è mai avvenuta nella storia. Tutti noi siamo stati vaccinati per la polio, per il vaiolo, e le vaccinazioni di massa hanno funzionato in questo senso. E qui in realtà si è passato il concetto che ci fosse quasi un supermercato in cui io scelgo. Queste sono misure di sanità pubblica dentro un'emergenza. No, questo poi è secondo me uno dei grandi misunderstanding della situazione. Siamo in un'emergenza e siamo all'interno di un processo di sanità pubblica, dove la mia salute è legata a quella degli altri. Quindi in realtà, se io voglio tutelare la mia comunità, devo fare una scelta, dove è giusto avere le proprie idee, è giusto manifestarle, però allo stesso tempo, se si vive dentro un contesto sociale, è importante che questo contesto sociale, che si in qualche modo partecipi, no, alle regole di vita del contesto sociale. Come comunicare? Non è facile, perché in realtà probabilmente, credo che il primo passaggio però importante che spesso sottolineiamo è quello di ricordare che comunque il 90% degli italiani ha aderito. Cioè parliamo di un numero straordinariamente elevato, forse tra i più elevati in Europa. E al di là della confusione mediatica, no? Perché poi in realtà è anche vero che i media riescono a rendere un problema tutto sommato del 10% in un problema che sembra quasi maggioritario. La maggioranza degli italiani si vaccina, così come la maggioranza degli italiani oggi sta facendo richiami. Okay? E come vi ho mostrato nei dati, purtroppo le persone che per vari motivi non accettano questa cosa sono quelle che sono destinate a pagare i prezzi più elevati, poi in termini di sofferenza e anche purtroppo di mortalità. Credo che la comunicazione è un tema molto... non saprei come farlo, perché spesso poi ci sono elementi che toccano anche la literacy del nostro paese e spesso toccano anche elementi del metodo scientifico. Io ricordo un episodio che non c'entra molto con questa epidemia, ma che riguarda, forse ricorderete quell'episodio che ci fu a Codroipo di un'azienda sanitaria che fece finta di vaccinare alcune migliaia di bambini e che dovemmo andare a recuperarli. Io ricordo un'assemblea fatta in un paesino un paese del Medio Friuli, in cui parlando feci questo esempio dicendo a queste mamme, cercando di arrivare alla base, insomma, in qualche modo della nostra società occidentale, dicendo se A è uguale a B e B è uguale a C, sarà d'accordo che A è uguale a C. E la risposta fu: questa è una sua opinione. È chiaro che su questa base ti poni un problema sul fatto, ti poni anche il problema sul fatto che noi a livello di OCSE siamo il paese con la più bassa literacy, con la più bassa alfabetizzazione. Siamo il paese con la più bassa numeracy, non sappiamo far di conto. Siamo il paese che ha le performance tra le più basse in senso di ragionamento logico. E questo credo sia un elemento importante su cui riflettere, e credo che sia un investimento importante che dobbiamo fare sull'istruzione, valorizzando anche il fatto che grazie al metodo scientifico oggi possiamo guardare con possiamo ottenere dei risultati tecnologici non solo con l'epidemia, con la pandemia, ma anche prima, e senza questa metodologia probabilmente ci troveremo ad affrontare problemi ben più gravi e con livelli di mortalità ben diversi rispetto a quelli attuali. Detto questo, io credo che non ho la ricetta, onestamente, credo che sia uno sforzo comune, credo anche sia molto importante avere sempre chiaro un po' quell'esempio che ho cercato di fare col 118, un conto. Quando sei in emergenza non puoi discutere diciamo, a livello scientifico o usare metodologie che sono tipiche di un congresso, di un agone scientifico, dove giustamente dobbiamo essere super critici. Molti di noi fanno i reviewer, quindi siamo particolarmente critici e severi, proprio perché grazie a questo processo che poi le conoscenze scientifiche progrediscono, ma durante l'emergenza tu con le conoscenze scientifiche che hai devi adottare dei provvedimenti. Quando questi provvedimenti sono chiaramente sicuri, chiaramente efficaci, tutti i dubbi che ti possono venire ulteriormente sono leciti, è giusto porli nell'agone scientifico, probabilmente sono un tema diverso rispetto alla comunità dove devi ridurre la circolazione. Questo probabilmente è uno degli elementi su cui riflettere. Altre sono probabilmente quello legato che anche quel 10% di persone che non stanno aderendo
sono persone che probabilmente sono animate da motivazioni diverse. E quindi torniamo al concetto di personalizzazione o di precisione, cioè andare a individuare queste categorie, però probabilmente per ognuno di loro il messaggio necessario andrebbe personalizzato, andrebbe individuato. Grazie. Vado su una domanda di tipo organizzativo diverso. Per potenziare il Servizio Sanitario Nazionale non sarebbe utile riconoscere le competenze avanzate alle professioni sanitarie come già accade in altri paesi vedi Inghilterra, Stati Uniti o altri paesi che valorizzano di più le professioni sanitarie? Ma sì, questo è un tema che sta sviluppando. Faccio un esempio per tutto. Provate a pensare al ruolo del farmacista e alla vaccinazione. Durante questa pandemia i farmacisti, facendo anche un corso peraltro fatto dall'INFAD, in una parte INFAD dall'istituto, sono stati abilitati alla vaccinazione. Credo che questo dello skill mix delle varie professioni è un tema che sta venendo affrontato. Quello che va sotto il nome di M71, come avete sentito, che non esiste dal punto di vista, ma che ricorda semplicemente l'evoluzione del famoso DM70, che è quello sugli ospedali di Balduzzi, del ministro Balduzzi, che comincia ad affrontare questo tema. Sicuramente questo c'è, potrà avvenire, deve avvenire nel futuro, è un processo sul quale credo ci si sta avviando. E poi c'è una domanda, diciamo, relativa a quanti sono i fondi che il PNRR mette a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale. È stato detto, forse io non l'ho colto in modo preciso, c'è una domanda relativa a quante risorse sono messe a disposizione dal PNR per il nostro Servizio Sanitario. La prima risposta sul PNRR va chiarito che il PNRR non fa investimenti, fa infrastrutturali, quindi in realtà va a finanziare la costruzione di infrastrutture, non finanzia il personale, okay? Non finanzia le spese correnti. Viceversa, noi sappiamo che in legge di bilancio, adesso è in discussione adesso in Parlamento, in realtà si prevede un incremento del Fondo Sanitario Nazionale progressivo nei prossimi anni in maniera significativa. Questo è il vero investimento che va a stabilizzarsi nei prossimi 4-5 anni, superando abbondantemente le quote finora, i tagli quantomeno che sono avvenuti negli ultimi anni, ma che già a partire dal 2019 hanno cominciato la controtendenza. Il PNRR strettamente sanitario viaggia sui 6-7 miliardi, adesso non ricordo la cifra precisa, però bisogna ricordare anche che in qualche modo è quello strettamente sanitario, perché le infrastrutture, le dorsali digitali per esempio, le infrastrutture sono tutte strumenti che poi di fatto di cui beneficia il Servizio Sanitario Nazionale. Cioè la telemedicina o comunque il monitoraggio a distanza non lo fai se non hai questo tipo di dorsali, che sono dei grandissimi investimenti che verranno fatti. Così come tutta la transizione ecologica vede una parte del piano complementare, in questo caso c'è circa $500 milioni, viene affidato, peraltro che gestiremo come Istituto Superiore di Sanità, ma in realtà tutta la parte della transizione ecologica, che sono parecchi miliardi, che impatterà sul sistema salute, trova altri tipi di declinazione, così come tutti i fondi della ricerca. Il Piano Nazionale della Ricerca il PNRR della ricerca ha parecchi miliardi che si svolgeranno anche in scienze biomediche che si declinano. Quindi strettamente le due linee di cui abbiamo parlato sono in qualche modo la telemedicina, l'innovazione e la medicina di prossimità, andranno a costruire quella famosa rete dell'assistenza territoriale fondamentalmente su questo tema. Agganciandomi a questo, va riconosciuto che sono stati incrementati i posti per le scuole di specializzazione in modo significativo, vista anche in effetti la carenza e il turnover che c'è legato a quello che è la senescenza di noi, diciamo, personale sanitario, lo dico in generale, ma per esempio i medici della mia classe, come sa molto bene il professor Brusaferro, erano veramente tanti, e nel momento in cui la programmazione è stata cambiata, il numero di operatori che possono venire a soccorrerci è sicuramente diminuito. Volevo chiedere se questo tipo di incremento delle borse di specializzazione e anche per quanto riguarda i corsi di laurea in scienze infermieristiche saranno incrementati per cercare di dare una risposta che chiaramente non può essere
immediata, ma diciamo in progressione in futuro per quelle che possono essere le esigenze del Servizio Sanitario Nazionale. Ma io credo che il numero di borse quest'anno sia stato molto, molto ampliato, numeri assolutamente inimmaginabili anni or sono. Il punto è che comunque per fare uno specialista occorrono 4, 5, 6 anni, dipende dal tipo di specialità, quindi la risposta è chiaro che non può essere immediata. Io credo che una riflessione, la stessa cosa vale per il mondo infermieristico. Oggi una della programmazioni della medicina di prossimità delle reti di comunità è che si prevedono molto personale infermieristico, ma in realtà non lo troveremo nell'immediato, quindi va pensato e spalmato nel tempo proprio per la capacità di reclutamento. Oggi non trovi un infermiere come non trovi un medico, anche se lo vuoi assumere. L'altro elemento importante è che quando parliamo di assistenza territoriale o socioassistenza territoriale, parliamo del mondo ospedaliero, dobbiamo immaginare anche un'evoluzione del sistema, perché probabilmente le modalità con cui le specialità sono distribuite oggi nel sistema non sono ovviamente le modalità su cui a regime si potrà immaginare di lavorare, nel senso che andranno ritarate onestamente, no? Quindi è chiaro che se uno dice aumentiamo i posti di terapia intensiva, contestualmente devi aumentare infermieri e medici di terapia intensiva. Se poi dici porto a livello domiciliare o faccio un tax shifting per alcuni tipi di professione, è chiaro che alcuni tipi di specialisti andranno a diventare più ipotrofici sostanzialmente, perché quel tipo di lavoro verrà spostato altrove. Questa è una riflessione che credo è in corso, non è facile perché ovviamente implica meccanismi anche evolutivi delle organizzazioni, ma credo che questo possa poi essere, è in qualche modo il futuro. Io credo che probabilmente dovremmo, però questa ovviamente è un'impressione personale, che come quando avvengono questi grandi eventi, no? Questi grandi stress prolungati nel tempo, il cambiamento, è chiaro che noi abbiamo in mente il modello da cui veniamo, per quanto poi ci fosse rendessi insoddisfatti o ne cogliessimo anche tutte le criticità, probabilmente non possiamo, probabilmente, penso non sia bene riprodurre quel modello, ma sia bene prendere le parti più virtuose di quel modello e immaginare un modello potenziato, arricchito, modellato, scusate il gioco di parole, sulle nuove esigenze, e questo implica anche nuove figure di medici, di specialisti, nuove figure di infermieri, nuove figure professionali, dei professionisti della salute. Grazie. Questo si aggancia a una domanda che è appena arrivata di uno degli ascoltatori che ci chiede perché non sono stati investiti più soldi per aumentare i letti in terapia intensiva. La realtà è che i soldi sono stati investiti, non in questo piano, ma già nell'estate dell'anno scorso sono stati investiti fondi per aumentare di 2.000 letti strutturali il numero delle terapie intensive. Quindi la programmazione, questo è un investimento già fatto nell'anno scorso, non nel PNRR, quindi è un investimento pesantissimo dal punto di vista, ed è da lì il motivo anche che oltre a fare i letti occorre poi metterci i professionisti, ma forse anche tu vieni da questo mondo, probabilmente ci sono anche colleghi anestesisti, bisogna capire se un anestesista deve essere presente per ogni singola procedura magari diagnostica, che magari penso alle endoscopie, che magari ha dei rischi, ma insomma potrebbe anche essere, no? Gestita in maniera un po' diversa, insomma. Quindi bisogna capire, quando dico abbiamo bisogno di nuovi specialisti, nuovi medici, dobbiamo rimmaginarci insomma dentro questo città. Qui emerge il direttore sanitario, se mi permette. Certo, l'esperienza di direttore sanitario. In effetti a questa domanda dell'ascoltatore, oltre a rispondere che appunto i finanziamenti ci sono stati e per dire la verità anche le donazioni, perché ci sono state veramente tante donazioni che hanno consentito di acquisire anche in tempi rapidi diverse apparecchiature, però il fattore umano che condiziona ovviamente l'assistenza di questi malati particolarmente critici che richiedono dei livelli di assistenza molto elevati è quello che in questo momento sta di nuovo in parte condizionando l'assistenza ai pazienti non Covid, e forse questa è una cosa che viene detta sì, ma che la maggior parte delle persone tende a ignorare, e cioè il fatto che se persiste un livello di accesso agli ospedali di persone affette da Covid, questo va in questo momento, non avendo le risorse, il potenziale umano necessario, a detrimento di coloro che hanno altre patologie e che non
possono essere contestualmente curati, perché i fondi ci sono, i letti ci sono, ma gli operatori e i professionisti, medici e infermieri, per garantire l'assistenza in questo momento, come stavi dicendo, non ci sono impossibili da trovare. E in questo senso anche un'altra domanda relativa a quello che può essere il ruolo della sanità privata la lascio aperta su quella che può essere una risposta da parte del professor Brusaferro. Ma se dobbiamo capire intanto cosa intendiamo per privato, perché c'è il privato, vabbè, quello è un ruolo, no, che comunque è previsto nel nostro sistema. Poi c'è il privato convenzionato, che di fatto lavora secondo le regole su cui fa bisogno del pubblico, e quello io tenderei a considerarlo parte del sistema pubblico, almeno da questo punto di vista, nel senso che ha dei mandati stringenti e degli standard che deve garantire secondo le regole del sistema pubblico. Io credo che da questo punto, avendo anche realtà regionali molto diverse tra loro, io credo che da questo punto di vista credo sia molto importante che il sistema pubblico abbia la governance, che setti le regole, soprattutto con un servizio di sanità nazionale. Qui esprimo ovviamente un'idea totalmente personale, quindi non esprimo nessun punto di vista che non sia quello di Silvio Brusaferro, sostanzialmente come persona. Credo che da questo punto di vista, vedendo anche la complessità e l'articolazione delle diverse realtà regionali, è molto importante avere gli obiettivi chiari, gli obiettivi che vogliamo raggiungere, è molto importante avere forte sistema di linee guida che dica che cosa si può fare, cosa è sostenuto da evidenza e che cosa no. È molto importante garantire equità, in modo che tutti i cittadini possano fruire in maniera equa rispetto ai fabbisogni che manifestano. È molto importante garantire i costi, la sostenibilità dei costi, perché come dicevi tu c'è un tema di riduzione dei letti, ma c'è anche una questione. Diciamo, in un sistema come quello pubblico, dove funziona il costo opportunità, cioè ogni risorsa che investo, non potendo rispondere a tutti i bisogni di salute, devo investire in quello che è prioritario, no? Perché se investo, diciamo, se uso delle risorse non strettamente necessarie, sottraggo queste risorse a un bisogno a cui non riesco a rispondere. Quindi c'è questo tema. E poi c'è un sistema di standard di qualità, insomma, qui a sfondo, no? Tu hai citato l'esperienza che abbiamo fatto di accreditamento, dentro determinati standard, l'altra cosa che abbiamo sono i standard di performance. Quando abbiamo questi standard, io credo che poi l'importante è che noi garantiamo questo. Poi ogni amministrazione regionale, ogni contesto troverà il modo per garantirlo. Questi però sono i principi ispiratori del nostro servizio internazionale, che devono essere, secondo me, garantiti indipendentemente da chi è il gestore e chi eroga l'assistenza. Le domande sarebbero ancora tante, però cerco di sintetizzare le ultime 4, diciamo. Ce ne sono 2 sul Green Pass. Una relativa a quella che può essere una criticità degli specialisti, oculisti e odontoiatri nella gestione dei pazienti ambulatoriali col Green Pass, e aggancerei l'altra su come mai siamo liberi di circolare col Green Pass. Non sono ovviamente uguali, ma si riferiscono allo stesso argomento. Non capisco la domanda, però mi devi spiegare. Cioè, nel senso, l'esposizione, noi sappiamo bene che il primo collega cinese che identificò la SARS-CoV-2 fu se non ricordo male, un oculista che denunciò la cosa e che poi tra l'altro morì anche per la malattia, perché esposto al rischio senza evidentemente le misure di protezione. La domanda che c'è relativa al Green Pass è che il Green Pass è un contenitore che ha sia i soggetti vaccinati o guariti, ma anche i soggetti che fanno il tampone. Allora la domanda probabilmente è: quale tipo di sicurezza ha lo specialista che fa questo tipo di interventi quando ha di fronte un paziente che accede all'ambulatorio o alla struttura con il Green Pass? Lì è difficile fare un ragionamento, perché noi sappiamo che il tampone, poi dipende anche dal tipo di tampone, ma sostanzialmente ci dà una fotografia della situazione nel momento in cui è fatto il tampone. Dopodiché quello che avviene nelle ore successive, più passano le ore, più in funzione dei comportamenti, dei rischi che assume, degli stili di vita o comunque dell'esposizione che può avere quella persona, la probabilità che l'infezione ci sia ovviamente aumenta. Quindi questo è un primo elemento importante. Il secondo elemento, però, noi sappiamo che anche rispetto all'infezione
anche una persona vaccinata può contrarre l'infezione. Sappiamo che la vaccinazione protegge in maniera molto significativa rispetto a un impegno serio, a un'ospedalizzazione, ma l'infezione sappiamo che può avvenire. Sappiamo che probabilmente con la terza dose, col richiamo, la copertura immunitaria si alza molto, quindi si innalza ancora ulteriormente la capacità di prevenire anche l'infezione, però parliamo comunque di una probabilità che non è zero. E quindi tecnicamente è chiaro che uno deve adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare la probabilità che questo avvenga. Quindi, però io ricordo anche che comunque il tema del lavaggio delle mani, dei guanti, delle mascherine, dei camici, sono tutti temi che erano presenti anche prima, onestamente. No, magari forse non erano così frequentati, o era particolarmente difficile farli frequentare. Ti ricorderai, Roberto, come nel 2008-2010 la campagna per il lavaggio delle mani fu anche oggetto di qualche, diciamo, come dire, ironia, tra virgolette, no? Tra molti colleghi, però questo è un dato che noi conoscevamo da un po', e quindi in realtà credo che questa sia un'attenzione che dobbiamo fare. Poi il Green Pass, ripeto, è un proxy, però noi sappiamo che oggi diciamo, la vaccinazione non è sterilizzante, cioè, quindi una persona vaccinata comunque deve adottare meccanismi di prudenza, perché comunque non puoi escludere che contragga l'infezione. Questo secondo me è un messaggio molto importante, perché appunto non dobbiamo pensare che la vaccinazione, che sicuramente ci aiuta potenzialmente ad arrivare di meno ad essere ricoverati e contrarre una malattia in forma grave, però non ci rende immuni da poter essere portatori o venire in contatto con il virus ed eventualmente anche trasmetterlo, anche se potenzialmente, correggimi se sbaglio, con una carica virale più bassa. C'è una domanda, diciamo, simile attaccata sull'uso degli anticorpi monoclonali in Regione Friuli Venezia Giulia, ma non so se c'è una risposta specifica, e sul plasma, sull'efficacia del plasma iperimmune. E poi c'è un'ultima domanda che farei, prego. No, io non userei la parola potenzialmente. Noi sappiamo che la copertura rispetto a complicanze gravi è superiore al 90-95%, quindi è un dato fortissimo da questo punto di vista. Rispetto all'infezione tende a decrescere più rapidamente. L'ho detto provocatoriamente, grazie della precisazione. No, ecco, sappiamo che col passare del tempo, a partire da lì la raccomandazione di fare il richiamo al quinto mese, tende a decrescere questa immunità, l'immunità anche rispetto alla contraria all'infezione. Però voglio dire, questo deve comunque, diciamo, se oggi la curva è significativamente diversa rispetto a quella dell'anno scorso, rispetto a quella di altri paesi in Italia, anche se cresce, non è che dobbiamo nascondercelo, e lo dobbiamo a questo. Quindi in realtà però questo non vuol dire che non dobbiamo essere attenti anche alle misure di precauzione, come la mascherina, come evitare luoghi sovraffollati, come guardare con grande attenzione al sovraffollamento, soprattutto negli ambienti chiusi che non vengono areati, dove non c'è mandato di aria esterna. È un indicatore proxy di questo periodo è come stia circolando l'influenza. L'anno scorso non è mai circolato l'influenza, perché avevamo tutti maggiore attenzione all'uso della mascherina. Questo è il momento di usare con grande attenzione la mascherina, di usarla magari qualche volta in più rispetto che in meno, e di avere sempre la consapevolezza che dove ci sono aggregazioni e affollamenti, se non c'è un buon campo d'aria rischiamo, perché comunque la variante Delta è molto più trasmissibile della Alfa, è molto più trasmissibile della CEPO1. Per quanto riguarda anticorpi monoclonali e per quanto riguarda il plasma iperimmune, il trial che è stato fatto in Italia sul plasma iperimmune non ha mostrato una superiorità del trattamento rispetto al non trattamento, e quindi questo trial che è stato fatto da AIFA e coordinato dall'istituto con un certo numero di centri che hanno somministrato questa terapia ha mostrato che sostanzialmente questa pratica statisticamente non è particolarmente significativa. Sugli anticorpi monoclonali sono una potenzialità molto importante. Adesso stanno uscendo anche quelli più maneggevoli, nel senso che poi quelli che devono essere fatti per infusione ovviamente hanno un limite della maneggevolezza, sostanzialmente, anche perché sono diciamo, prodotti che devono essere usati precocemente, quindi sono per esempio difficili da fare a livello domiciliare, vanno fatti in un day hospital piuttosto che in una prestazione ambulatoriale. Però adesso stanno uscendo questi nuovi che in realtà avranno una maggior maneggevolezza
e credo che questi saranno importanti. Credo che sia però importante ricordare che non sono l'alternativa al vaccino, ma sono eventualmente l'arma in più laddove il vaccino dovesse bucare. Certo. C'è una domanda che, per dire la verità, io trasferisco, ma ovviamente su cui avrei delle riserve direttamente, perché la domanda è: come mai alcuni colleghi medici non sono d'accordo sul vaccino a mRNA? Lascio la parola al professor Brusaferro. Beh, dovremmo entrare nella testa di questi colleghi, onestamente. Grazie. Io credo che, come preside della Facoltà di Medicina, una riflessione che stiamo lanciando è sul nostro percorso formativo. Io credo che sia, in qualche modo, dovremmo tutti riflettere come è possibile che abbiamo persone che diventano Novax. Grazie di questo. Devo dire che l'anno scorso, diciamo, quando sono cominciate le vaccinazioni alla fine dell'anno, all'inizio di quest'anno, quello che noi abbiamo visto molto chiaramente in ogni ospedale è stato il crollo completo delle contaminazioni degli operatori sanitari, che costituivano un problema poi per l'assistenza. Già dopo il primo mese abbiamo avuto veramente una riduzione marcatissima dei soggetti che diventavano positivi, e la stessa cosa ovviamente si è verificata anche nelle residenze per anziani, dove gli anziani erano stati vaccinati prontamente, e questo ha ridotto e ci ha dato la possibilità di poter portare avanti la cura dei soggetti infetti, perché altrimenti, se non ci fosse stata la vaccinazione, devo dire onestamente che avremmo avuto occhi soltanto per piangere. Comunque, grazie dell'osservazione. L'ultima domanda che faccio è: quanto ha influito l'esperienza maturata nel controllo delle infezioni sviluppate in Regione Friuli Venezia Giulia? È vero che di esperienze sono state fatte tante, Silvio, ma nella gestione di questa pandemia? Ma è difficile fare un ragionamento come questo. Io credo che possiamo ricordare, credo con un certo anche così orgoglio, se vogliamo, che in Friuli Venezia Giulia, se ti ricordi, nei programmi regionali, quelli incentivati, c'era ogni anno un'esercitazione sull'uso, no, dei pronti soccorsi, nell'uso delle mascherine, delle tute. Non è che volessi portare sfiga, ovviamente, ma era un modo per di prepararsi in qualche modo. E il fatto di far tirare fuori come esercitazione ogni anno una giornata al nostro personale dei pronti soccorsi, questo era un modo per ricordare come l'attenzione verso le malattie trasmesse per via aerea, per via droplet, sia estremamente importante. Io credo che quello che può aver influito, o meno che io riconosco come influito, è l'aver potuto aver avuto la fortuna di poter lavorare nel contesto in cui ho lavorato, e soprattutto realizzare anche alcune cose, tipo penso al tema accreditamento Joint Commission, dove in qualche modo tutto un tema di preparazione e di risposta all'emergenza era presente in qualche modo negli standard, ma soprattutto credo di aver diciamo, frequentato e praticato la sanità pubblica in diversi contesti. Come tu forse non so se hai ricordato, ma insomma ho iniziato a fare il medico di sanità pubblica in un dipartimento di prevenzione all'inizio della mia carriera nel 1987, ho potuto dirigere degli ospedali, ho potuto vedere il livello regionale, il livello europeo, il livello nazionale, come regolatore o come in qualche modo contributore essenzialmente alle regole, e ho avuto l'opportunità, insomma, di vivere la dimensione accademica, e tuttora lo sono un accademico a tutti i livelli, e questo mi ha consentito di avere poter guardare la realtà in maniera, come dire, cogliendone alcune più sfaccettature. Un esempio molto concreto: l'aver fatto il medico a supporto, per esempio, dei comuni di montagna. Insomma, ho iniziato, allora si chiamava USL Gemonese, e quindi ricordo all'inizio della mia carriera tutte le attività che facevo a supporto dei sindaci della Val Canale e il Canale del Ferro. Quando uno poi si trova a produrre, o comunque noi siamo un organo tecnico-scientifico, quindi le raccomandazioni le fa il Ministero poi dal punto di vista operativo, ma raccomandare o prendere in considerazione la raccomandazione di alcune misure, pensa sempre, dice: ma come impatteranno nel piccolo comune di montagna? Ma sarà possibile che quell'operatore possa fare queste cose? Credo che, per quanto ovviamente che non è facile vederlo da questo tipo di osservatorio,
Questo credo mi abbia aiutato molto, e soprattutto anche l'abitudine in qualche modo, no? La cultura che c'è nel nostro territorio della volontariato, della protezione civile, sono elementi che possono aiutare a leggere la realtà, che comunque, ricordo, è abbastanza unica, perché in realtà credo che la nostra generazione ha vissuto probabilmente senza guerre o senza cose. Questa in qualche modo è la grande sfida della nostra generazione, insomma. Di nuovo grazie al professor Brusaferro per la chiarezza e la schiettezza. Devo dire che l'affermazione che hai fatto sugli specialisti che escono dalle scuole di specialità e che possono, ahimè, diventare Novax sia una riflessione molto corretta. Anche di medicina, non soltanto di Novax. Io credo che sia... Io sono professionista che è incompatibile con il nostro mestiere un atteggiamento di questo tipo, ma anche qualsiasi professione sanitaria, perché è antiscientifico. Sì. Di nuovo veramente grazie della disponibilità del tuo tempo, e io lascio la parola al governatore Edi Frezza per il suo commento. Silvio, grazie di nuovo. A voi, buona serata. Beh, credo che dobbiamo solo ringraziarla per l'intervento. Sono stati diversi spunti che andrebbero probabilmente approfonditi rispetto a quanto è stato detto durante tutto l'incontro. Quindi mi auguro che con Lions Club San Daniele ci sia la possibilità veramente di poterla incontrare un'altra volta e poter approfondire questi argomenti, anche perché fanno parte del mio mondo, e quindi ci terrei particolarmente. Quindi la ringrazio moltissimo, è stato un piacere averla ospite nel nostro distretto, spero di rivederla una prossima volta, anche presto, per poter parlare ancora di questi argomenti che sono d'attualità e anche molto interessanti. Grazie mille. Grazie molte a voi e buona serata. Grazie dell'invito. Bene, anch'io ringrazio il professore per questa lettura magistrale. Naturalmente mi associo all'invito che ha fatto Edi di averlo in presenza a San Daniele, perché comunque a San Daniele, insomma, un po' di prosciutto dobbiamo pure in qualche maniera condividerlo, e magari ci si torna a parlare un po' delle cose. Come avete visto, abbiamo esportato un'altra eccellenza del Friuli a Roma, non tanto lontano, ma a Roma. Io mi chiedevo se quando il professore è andato, ha preso questo incarico importante, rendendoci tutti orgogliosi, perché essendo friulani eravamo orgogliosi di averlo presidente dell'Istituto Superiore della Sanità. Mi chiedevo se però si aspettava di finire in questo marasma. Comunque, insomma, ci voleva un friulano per gestire una cosa così importante. Quindi io ringrazio tutti quelli che hanno assistito alla serata e quelli che la vedranno registrata. Adesso facciamo anche partire i nostri inni, perché insomma un po' di forma nelle riunioni dell'Aios ci vuole. E saluto tutti e speriamo di vedersi magari passato l'inverno e anche la primavera a San Daniele per un po' di prosciutto. Grazie e buona serata a tutti. Grazie prof. Salve, buona serata a tutti di nuovo.